Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Il ciclone Calamita si sposta al sud e torna a prevalere tempo pressoché stabile sulle nostre regioni. Dunque venerdì 30 ottobre sul Veneto avremo tempo in miglioramento con cieli parzialmente nuvolosi, ma come ci mostra la nostra grafica con un ampio soleggiamento. Sono invece attese un po' più di nubi sui rilievi del Veronese, ma comunque senza piogge. Temperature in aumento con valori massimi che saranno compresi tra i 18 e i 19 gradi circa, minime invece che si attesteranno intorno agli 11 e i 13 gradi. Andiamo a vedere se anche il Friuli Venezia Giulia sarà altrettanto fortunato. Anche sulla nostra regione migliora decisamente il tempo con sole prevalente ovunque, salvo poche nubi sparse sul Triestino. Temperature anche qui in aumento con massime che saranno comprese tra 17 e 19 gradi, minime invece tra i 10 e i 12 gradi. Raggiungiamo infine il territorio del Trentino Alto Adige. Qui ci sono ancora un po' più di nubi irregolari, soprattutto sull'Alto Adige anche con addensamenti, ma non sono comunque previste piogge. Ampio e maggiore soleggiamento invece sul Trentino. Temperature massime in aumento sui 21-22 gradi, minime stazionarie sui 12 gradi. Uno sguardo alla situazione dei mari e dei venti. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati nord-orientali. Dal meteo anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.